Ehi, tifoso napoletano. Benvenuto a un altro Rapporto Napoli. Oggi ti ho portato una notizia esclusiva che potrebbe cambiare completamente il centrocampo del nostro Napoli per la seconda parte della stagione. Mentre tutti parlano di Kobbie Mainoo del Manchester United, io ti racconto di un giocatore che sta facendo rumore in Serie A, che Giovanni Manna e Antonio Conte hanno sotto occhio e che potrebbe arrivare a un prezzo che non ci crederai. Stiamo parlando di Idrissa Touré, un giocatore versatile, forte, con caratteristiche perfette per lo schema di Conte e che sta brillando nel Pisa. E la cosa migliore, il Pisa ha già fissato il prezzo ed è un affare. Resta con me fino alla fine perché ti mostrerò perché questo ragazzo potrebbe essere la sorpresa della finestra di gennaio e perché anche l'Inter è in corsa. C'è competizione, c'è strategia, c'è tutto. Andiamo che la storia è calda. Allora, tifoso, prima di parlare nello specifico di Touré, cerchiamo di capire il contesto generale del mercato del Napoli a gennaio, perché è fondamentale per comprendere perché questo nome sta emergendo proprio ora. Giovanni Manna, il nostro direttore sportivo, sta facendo i compiti a casa. Sta monitorando diversi nomi, analizzando opportunità, parlando con procuratori, verificando i prezzi. È un lavoro intenso dietro le quinte. E ovviamente, il nome che tutti conoscono, di cui parlano tutti i giornali, è Kobbie Mainoo del Manchester United. Quel giovane centrocampista inglese che è un gioiello, che ha una qualità tecnica assurda e che sarebbe un sogno per qualsiasi tifoso napoletano. Ma, e nel calcio c'è sempre un ma, tifoso. Mainoo è carissimo. Stiamo parlando di decine di milioni di euro. È una trattativa difficile, complicata, che implica competere con altri grandi club europei. Ed è qui che entra l'intelligenza di mercato di Giovanni Manna. Perché mentre tutti guardano i nomi ovvi, quelli costosi, quelli mediatici, lui tiene d'occhio le opportunità. E una di queste opportunità si chiama Idrissa Touré. Adesso mi chiedi, ma chi è questo Touré? Non ne ho mai sentito parlare. Calma, tifoso, che io ti spiego tutto su questo giocatore che potrebbe essere la sorpresa della finestra. Idrissa Touré ha 27 anni, è nato a Berlino in Germania nel 1998 e ha iniziato la carriera nel Werder Bremen, uno dei club storici del calcio tedesco. È stato ingaggiato dal Bremen nel 2018, ancora molto giovane, con tante promesse. Ma la sua carriera è esplosa davvero quando è arrivato in Italia. E guarda, tifoso, questa è una storia che vediamo spesso nel calcio italiano, giocatori che non riescono a emergere in altri paesi, ma che fioriscono in Serie A. E perché? Perché il calcio italiano è tattico, è tecnico, è un calcio che valorizza l'intelligenza, il posizionamento, la disciplina tattica. E Touré ha tutte queste caratteristiche. Attualmente gioca nel Pisa, che sta facendo una campagna sorprendente in Serie B italiana. E sai qual è la cosa più interessante? Touré sta vivendo la sua prima grande stagione da protagonista nell'elite del calcio italiano. Guarda i suoi numeri in questa stagione, 12 partite, un gol e un assist. Può sembrare poco, ma attenzione ai dettagli che ti racconto ora. Touré ha iniziato la carriera come centrocampista centrale, quel mediano che sta più al centro, impostando il gioco, marcando, facendo la transizione. Ma sai cosa è successo? Ha subito una trasformazione tattica che ha cambiato completamente la sua carriera. Ed ecco la parte geniale della storia. Tifoso, stai attento perché questo è decisivo per capire perché Conte è interessato. Touré è stato adattato per giocare come ala, come esterno, più sulle fasce. E non è stata una semplice adattamento, è stato un cambiamento pianificato, studiato, che ha sfruttato le sue caratteristiche fisiche e tecniche in modo totalmente diverso. E sai chi ha avuto questa idea brillante? Filippo Inzaghi, fratello di Simone Inzaghi che allena l'Inter, quando era allenatore del Pisa durante la pre-season. Lo stesso Touré ha raccontato questa storia in un'intervista, e senti che interessante. Ha detto, prima di un amichevole, durante la pre-season con Inzaghi, mi ha messo a provare da esterno, dicendo che mi avrebbe testato lì, perché credeva che ce l'avrei fatta. Touré ha continuato, gli ho detto che avrai giocato dove mi metteva.
L'allenatore D'Angelo aveva già un piano tattico per farmi giocare sulle fasce. Dopo 2 o 3 partite, giocando bene, mi sono consolidato in quella posizione. Mi piace molto. Date le mie caratteristiche, è l'ideale. Hai visto l'umiltà di questo giocatore? Gioco dove mi mettono. Questa è mentalità da vincitore. È il tipo di giocatore che Antonio Conte ama. E ora arriva la parte che ti farà capire tutto. Quali sono le caratteristiche che rendono Touré un obiettivo così interessante per il Napoli? Primo, è fisico. Touré è alto 1,85 m, è forte, regge il contatto, vince i duelli. È quel tipo di giocatore che non si intimidisce con le botte della Serie A. Secondo, ha un potenziale atletico enorme. Corre, marca, torna a difendere, sale a supportare l'attacco. È un motore a centrocampo. Terzo, è tattico. E questo è fondamentale. Touré capisce il posizionamento, sa quando pressare, quando arretrare, quando occupare gli spazi. È un giocatore intelligente. Quarto, è versatile. E qui sta l'oro della trattativa. Touré può giocare come centrocampista centrale, come mediano, come ala, come esterno. A seconda dello schema tattico, si adatta. E sai chi valorizza queste caratteristiche? Antonio Conte. Conte è famoso per apprezzare giocatori completi, che capiscono la tattica, che hanno fisico, che sono versatili. E Touré ha tutto questo. E senti, tifoso, se ti sta piacendo questa analisi profonda ed esclusiva su un giocatore di cui nessuno parla ma che potrebbe essere la sorpresa del mercato, non dimenticare di lasciare quel like furbo qui sotto. Aiuta tantissimo il canale a crescere e dimostra che apprezzi questo lavoro di indagine che faccio per portare informazioni che altri canali non portano. E se ancora non sei iscritto al Rapporto Napoli, amico, ti stai perdendo tante cose. Premi quel pulsante rosso di iscriviti ora. Attiva anche la campanella per ricevere tutte le notifiche. Qui al Rapporto Napoli vieni a sapere delle chicche di mercato, dei giocatori che stanno salendo, delle opportunità che i grandi club hanno sotto occhio. È contenuto di qualità, di dietro le quinte, che non trovi ovunque. Quindi conta su di me che io conto su di te. Like, iscrizione, e continuiamo perché la storia sta diventando ancora migliore. Bene, allora dove eravamo? Ah sì, sulle caratteristiche di Touré e sul perché interessa al Napoli. Ma ora arriva un'informazione bombastica che ho tenuto per questo momento. Il Napoli non è solo in questa corsa. Anche l'Inter di Milano ha occhi su Touré. Esatto, tifoso. Nerazzurri e azzurri che si contendono lo stesso giocatore. E sai perché l'Inter è interessata? Secondo Tuttomercatoweb, uno dei siti più rispettati di mercato in Italia, l'Inter vede in Touré il sostituto ideale di Denzel Dumfries. Dumfries, come sai, è quel terzino ala destro olandese forte, che sale e scende, che partecipa sia in difesa che in attacco. E l'Inter pensa che Touré abbia esattamente quel profilo. Quindi, tifoso, stiamo parlando di un giocatore che due dei più grandi club d'Italia ritengono abbia il livello per giocare in squadre che lottano per lo scudetto e la Champions League. E qui arriva un'altra informazione cruciale. Se il Napoli manterrà il modulo con 3 difensori, Touré sarebbe perfetto. Nel sistema 3-5-2 o 3-4-3 di Conte, servono esterni che siano quasi giocatori ibridi, che marcano come terzini, ma che attaccano come ali. E Touré ha esattamente quel profilo. Riesce a fare la copertura difensiva quando la squadra è sotto pressione, ma ha anche la qualità tecnica e la velocità per partecipare alle azioni offensive. È quel tipo di giocatore completo che Conte apprezza tanto nel suo sistema tattico. Ah, e c'è un altro dettaglio importante che non posso tralasciare. Touré sta attirando l'attenzione anche di club in Germania. Il ragazzo è nato a Berlino, ha iniziato la carriera nel calcio tedesco e ora che si sta distinguendo in Italia, i club tedeschi lo tengono d'occhio per provare a riportarlo in patria. Quindi guarda la situazione: Napoli interessato, Inter interessata, club tedeschi interessati. Si sta formando una gara di mercato. Ma calma, tifoso, che ora arriva la parte migliore della notizia. Quella che ti farà saltare dalla sedia. Il prezzo. Il Pisa ha già deciso quanto vuole per Touré e prepara il cuore.
Stiamo parlando di qualcosa tra i 5 e i 6 milioni di euro al massimo. 5 o 6 milioni. Hai sentito bene. È un affare rispetto ai prezzi assurdi che si praticano oggi nel mercato. Mentre Menu del Manchester United costerebbe decine di milioni, Touré potrebbe arrivare per meno di 10 milioni. È un'opportunità d'oro per il Napoli. Un investimento basso per un giocatore in ascesa, che ha 27 anni, età ideale, né troppo giovane né troppo vecchio, che conosce il calcio italiano e che ha caratteristiche perfette per lo schema di Conte. Giovanni Manna starà sbavando per questa possibilità. È esattamente il tipo di affare intelligente che fa un direttore sportivo competente, trovare giocatori sottovalutati prima che esplodano del tutto e diventino carissimi. Pensaci con me, tifoso, se il Napoli prende Touré per 6 milioni e lui si distingue nella squadra, tra 1 o 2 anni potrebbe valere 20-30 milioni. È un investimento che può dare un ritorno gigantesco. E non è solo questione finanziaria. È anche questione sportiva. Il Napoli ha bisogno di opzioni in rosa, di giocatori che possano coprire diversi ruoli, che diano versatilità tattica a Conte. Con Touré, Conte potrebbe cambiare modulo a partita in corso se necessario. Potrebbe metterlo da esterno in un 3-5-2, da ala in un 3-4-3, o persino da centrocampista in un 4-3-3. È flessibilità tattica pura. E senti, c'è un altro fattore che conta molto a favore. Touré è già adattato al calcio italiano. Non avrà bisogno di quel periodo di ambientamento che serve a molti stranieri quando arrivano in Serie A. Conosce il ritmo, conosce l'intensità, conosce la malizia del calcio italiano. È un giocatore che può arrivare e contribuire subito. Allora ricapitoliamo tutta la situazione, tifoso, perché sono tante informazioni e voglio che tu capisca il quadro completo. Il Napoli sta monitorando il mercato per la finestra di gennaio. Kobbie e Manu è il sogno, ma è caro e difficile. Idrissa Touré emerge come alternativa intelligente e ha buon mercato. Touré ha 27 anni, gioca nel Pisa, sta vivendo la sua migliore stagione, è stato adattato da centrocampista a esterno ala, ha caratteristiche fisiche, atletiche e tattiche che Conte apprezza. Anche l'Inter è interessata, così come club tedeschi, quindi c'è concorrenza. Ma il prezzo è accessibile, tra 5 e 6 milioni di euro. È l'opportunità di fare un affare intelligente, ingaggiare un giocatore in ascesa a un prezzo giusto e avere un'opzione di qualità in più in rosa. E allora, tifoso napoletano, tu che ne pensi? Touré sarebbe un buon rinforzo. Vale la pena investire quei 5 o 6 milioni? O preferisci che il Napoli punti a nomi più blasonati come Menu? Lascia la tua opinione sincera qui nei commenti. Voglio sapere cosa pensa la tifoseria. Conoscevi Touré? L'hai mai visto giocare? Pensi che abbia il livello per il Napoli? E guarda, indipendentemente dalla tua opinione, una cosa è certa. Giovanni Manna e Antonio Conte stanno facendo il loro lavoro. Stanno analizzando opzioni, cercando opportunità, pensando al meglio per il club. Gennaio sta arrivando, la finestra si aprirà e il Napoli deve essere pronto a fare le mosse giuste sul mercato. E noi qui del rapporto Napoli seguiremo tutto da vicino, portando tutte le informazioni, tutti i retroscena, tutte le bombe. Non dimenticare, like al video, iscrizione al canale per chi ancora non l'ha fatto e condividi con quell'amico napoletano che deve assolutamente sapere di questa chicca di mercato che potrebbe arrivare nel nostro club.